Mandi chiari aquilis, mandi ad uc. Va bene, siamo arrivati alla domenica 26 febbraio del 2023, che per molti versi è il giorno della verità. Giorno della verità perché proprio oggi, alle ore 12, presso il Palazzo della Regione a Udine, davanti al servizio elettorale regionale, è scaduto il termine per il deposito delle candidature regionali in vista delle prossime elezioni regionali nella regione autonoma Friuli trattino Venezia Giulia, che stanno arrivando il 2 aprile, il 2 e nella mattinata del 3 aprile del 2023. Recentemente sia la Giunta regionale Fedriga sia il decreto presidenziale regionale 16 del 2023 hanno confermato anche ufficialmente eh, la data del 2 e del 3 di aprile del 2023 per le prossime elezioni regionali che daranno inizio alla oramai imminente 13ª legislatura regionale. Di conseguenza, oggi, proprio oggi, scadeva il termine per la presentazione delle candidature sia presidenziali sia consiliari, sia per quanto riguarda l'elezione diretta della presidenza della regione, della carica apicale rappresentativa, sia per quanto riguarda l'elezione del consiglio regionale, l'elezione assembleare del potere legislativo regionale. Ebbene, per quanto riguarda, diciamo più specificamente, diciamo, il Friuli, l'identità friulana e magari anche friulanofona e, diciamo, coloro che hanno un orientamento autonomista, mi sento in dovere di fare questo video per, come dire, comunicare a tutti che ho raccolto vari elementi obiettivi in grado di dimostrare quello che ritengo di pubblico interesse e intendo condividere con tutti voi. Il Movimento Friuli, pur avendo lanciato all'ultimo momento, a dir la verità, comunque pur avendo avviato una campagna di raccolta firme e stando a quanto pubblicamente riferito anche sul proprio profilo, ho fatto anche degli screenshot per documentare un attimino quanto emerso, quanto pubblicato anche sui social del Movimento Friuli, pur avendo avviato questa campagna di raccolta firme, pur avendo totalizzato cifre di tutto rispetto per quanto riguarda tale raccolta di sottoscrizioni elettorali presso la base popolare, si parla di 1 migliaio nella circoscrizione di Udine, di un altro migliaio, almeno 750 in quella di Tolmezzo, che venivano date per oramai sicure. Eh, Vengono poi citati altri dati sia su Gorizia sia su Pordenone che confermerebbero
il fatto che almeno la metà delle sottoscrizioni, anche in tali circoscrizioni, sarebbero state raccolte rispetto a quanto previsto dalla incostituzionale legge elettorale regionale FVG Porcellum. Ecco, nonostante questi notevoli risultati, in meno di un mese, in meno di un mese, nonostante insomma, questi lusinghieri risultati, il Movimento Friuli non ha depositato le sottoscrizioni regionali, le sottoscrizioni elettorali in regione. La linea del Movimento Friuli è quella o tutto o niente, no? Basta che manchi anche solo qualche sottoscrizione in qualche circoscrizione e stando al vincolo previsto dalla legge elettorale regionale, che onera, prevede, obbliga eh, le formazioni politiche alle candidature in almeno 3 circoscrizioni regionali. Insomma. Stando a questa linea eccessivamente rigorosa, a mio modo di vedere, anche solamente in mancanza di, diciamo, del minimo delle circoscrizioni necessarie, nonostante tutti i risultati raccolti su tutto il territorio friulano, dal Livenza al Timavo, ebbene, la scelta è stata quella di non depositare nulla. E questo risulta anche dalla stampa locale, perché abbiamo visto quelli che sono stati i candidati, ad esempio, alla presidenza regionale. Massimiliano Federica per il centrodestra, il presidente uscente, Massimo Morettuzzo per il centrosinistra, diciamo nella passata 12ª legislatura il consigliere capogruppo del Patto per l'Autonomia si è tolto la maschera e pur di conservare il suo seggio ha stretto accordi elettorali con le formazioni politiche italiche, per cui si è visto diciamo, quale fosse la reale consistenza autonomistica del Patto per l'Autonomia, che ormai mi auguro è destinato a sparire. Ma non solo, Alessandro Maran per il terzo polo e questo è un candidato che potrei tranquillamente definire antifriulano, forse più antifriulano dello stesso Federica. E da ultimo anche la novità rappresentata dall'unica donna, fra l'altro una collega, un'avvocatessa, Foro di Udine, quindi sì, non so quanto realmente possa definirsi autoctona, ma almeno formalmente fa riferimento al territorio friulano, anche se anche questa nuova lista ha soppresso indebitamente il trattino nella denominazione ufficiale della regione, che in realtà esiste, come da previsione della legge costituzionale, della legislazione più costituzionale più recente. Ebbene,
Giorgia Tripoli, Insieme Liberi, questa nuova lista Vax Free, come sono io e come li definisco io, in maniera molto più corretta e molto più aderente alla realtà. Suona meglio di Novax, in effetti. Ecco, questi e solo questi sono i 4 candidati che si contenderanno la presidenza della regione il prossimo 2 aprile del 2023. Non c'è nessuna candidatura autonomista, non c'è nessuna candidatura realmente autonomista. Sì, c'è qualche novità, c'è qualche proposta nuova, ma sì, è fevugina, è fevugina, senza nemmeno quel trattino che va a rivelare il carattere duale di questa regione, la sua complessità interna. E il Friuli è in una situazione disperata, disperata. Non è bastato il gran lavoro svolto su tutto il territorio friulano eh, per cercare di raccogliere il sostegno da parte di una base popolare poco informata, da un sistema mediatico che anche in regione è oramai totalmente fefugino, totalmente ostile al Friuli e all'identità friulana. E io stesso mi sono messo a disposizione in prima persona, sacrificando molto del mio tempo, nonostante tutti i problemi lavorativi e non solo, in questo mese di gran lavoro, che assieme al generoso sostegno di quasi 3.000 friulani è stato buttato letteralmente alle ortiche da quella che è l'attuale dirigenza del Movimento Friuli. E io sì, sono davvero, davvero, davvero amareggiato, molto amareggiato. Mi ero messo personalmente a disposizione non solamente per la raccolta delle firme, ma anche, qualora servisse, eh, soprattutto per garantire che il movimento Friuli corresse da solo, addirittura per una candidatura presidenziale che peraltro realisticamente era sacrificale e non aveva alcuna possibilità di conseguire nulla, visto che a livello di contesa per il seggio più alto in regione solamente i primi 2 candidati, che sappiamo quali saranno, insomma, entreranno nell'ambito del Consiglio regionale. Ho cercato di spiegare in tutti i modi agli attuali vertici del Movimento Friuli la necessità di depositare in ogni caso le firme degli elettori friulani, anche se formalmente insufficienti, proprio per farsi escludere dalla autorità amministrativa regionale e quindi su questo presupposto tentare un ricorso elettorale molto difficile, ma comunque previsto dall'attuale legislazione processuale elettorale amministrativa, dall'articolo 129 del codice del processo amministrativo, promettendo addirittura patrocinio gratuito, chiedendo solamente le spese vive, ecco, sottolineando l'esenzione tributaria delle cause elettorali. Insomma, ho cercato di spingere in tutti i modi, come dire, chi aveva la responsabilità di decidere, insomma, a concretizzare,
almeno un tentativo. Sarebbe stata l'unica via, quella del deposito e delle conseguenti candidature, per maturare la legittimazione al ricorso, perché attualmente, a seguito del nuovo codice del processo amministrativo entrato in vigore nel 2010, non è possibile per gli elettori andare a impugnare gli atti del procedimento amministrativo elettorale fino alla proclamazione degli eletti, ma a quel punto diventerebbe puramente teorica la possibilità di ottenere che tutto venga rimesso in discussione, tutto il procedimento elettorale venga ripetuto, o anche solamente un rinvio e un ulteriore mese di raccolta firme nel caso di sospensione dei termini. Ecco. A seguito di accoglimento di una misura cautelare che nel sistema giudiziario amministrativo dipende da un ricorso nel merito. Non esiste la tutela cautelare indipendente rispetto all'impugnativa degli atti. Impugnativa degli atti che, ripeto, di fatto, se davvero l'obiettivo era quello di ottenere più tempo per ultimare la raccolta delle firme e per ovviare all'anticipazione deliberata dalla Giunta regionale Fedriga per renderla viceversa più difficile, ecco, se davvero l'obiettivo era quello di ottenere un rinvio, no? Bisognava fare almeno un tentativo, no? Tentativo che non è stato fatto. Sicuramente l'esito del ricorso sarebbe stato problematica, ma avere almeno qualche chance a seguito del deposito delle candidature sarebbe stato sempre meglio di non averne nessuna, come invece è accaduto oggi alla scadenza che ormai è già maturata. Vero che l'ammissione delle liste del Movimento Friuli sarebbe dipesa da una piuttosto problematica applicazione delle agevolazioni linguistiche che attualmente sono riconosciute alla sola minoranza slovena, ma avrebbero forse potuto giovare anche a una formazione rappresentativa di tutto il plurilinguismo regionale e ad esempio anche dei frulanofoni, perché le agevolazioni linguistiche consentono di abbattere drasticamente il numero di sottoscrizioni richieste, dimezzandole a livello circoscrizionale. Qualora si fosse ottenuta tale agevolazione, ad esempio in relazione alla circoscrizione goriziana, io faccio riferimento ai numeri che sono stati pubblicamente dichiarati dallo stesso Movimento Friuli e che ho salvato su PDF, anche per documentare quello che sto dicendo. Altre circoscrizioni slovenofone di Tolmezzo e di Udine erano a posto, si sarebbe potuti finalmente accedere all'ammissione sulla base di almeno 3 circoscrizioni, no? Attualmente previste dall'attuale sistema elettorale regionale Fedugi-Porcellum.
Meno 3 circoscrizioni, no, attualmente previste dall'attuale sistema elettorale regionale FVG-Porcellum. Sicuramente l'esito di questo giudizio non sarebbe stato scontato, non sarebbe stato semplice ottenere dal TAR, che è a Trieste tendenzialmente conservativo, un esito favorevole. Ci sarebbe stata la possibilità di appello al Consiglio di Stato in tempi molto brevi, ci sarebbe stata una corsia preferenziale, si sarebbe potuto fare almeno un tentativo, no? E invece no, non si è voluto fare nemmeno un tentativo. Allora si sappia che ormai tale tentativo di fatto non è più possibile, perché il presupposto principale era almeno la partecipazione a livello di candidature, ovviamente depositando le relative liste, cosa che non è stata curata. Sono rimasto molto deluso dalla dirigenza di una formazione politica che ha tenuto una condotta difficilmente giustificabile, sia davanti agli elettori friulani sottoscrittori, sia davanti a tutti i volontari che hanno lavorato molto in questo mese per raccogliere le firme su tutto il territorio friulano. Da friulano e anche da friulanofono non mi sento minimamente rappresentato dal Movimento Friuli, che oramai ritengo, e questa è la mia opinione, oramai compromesso col sistema coloniale, cui afferma oramai solo a parole di opporsi. Quasi fosse oramai ridotto a naturale aspirazione autonomistica, ma io direi anche indipendentistica del popolo friulano. Sostanzialmente fingendo di raccogliere il suo sostegno territoriale, per poi in realtà, alla prova dei fatti, col suo perlomeno attuale operato, finire per tenerlo completamente fuori dalle istituzioni. Abbiamo una regione che rischia di cadere ancora di più saldamente nelle mani triestine, che la stanno ultimamente governando. Per questo rivolgo un ultimo appello a tutti i friulani, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, riservandomi di approfondire successivamente in nuovi futuri video le varie candidature, quando avrò un po' di più tempo per riprendermi da questo giorno triste, problematico, ecco. Vorrei fare in ogni caso da subito un ultimo appello perché si vada comunque a votare, comunque a votare. Ho visto sui social la notizia dell'abbandono, anche solamente della possibilità di candidarsi da parte del Movimento Friuli, molti elettori che hanno manifestato la loro intenzione di non andare a votare. Ecco, se si seguisse questa linea, ditemi voi in che cosa i friulani si differenzierebbero dai lombardi o dai laziali. La nostra regione, bene o male, si ritrova a gestire circa il 60% della ricchezza prodotta sul nostro territorio.
e materie strategiche come ad esempio quella sanitaria, tra l'altro in piena autonomia. Non vedo, non vedo per quale motivo si dovrebbe disertare le urne in occasione di elezioni regionali che sono viceversa molto importanti, perché se la sanità funziona tu vivi, ma se la sanità non funziona tu muori. Andiamo a votare nel nostro stesso interesse, nonostante, nonostante il fatto che davvero possa per certi versi risultare comprensibile, eh, almeno umanamente, ecco, questo astensionismo, no? Votiamo anzitutto per un presidente che sia friulano, che sia friulano. O Massimo Morettuzzo o la Giorgia Tripoli, ma qualcuno che sia almeno formalmente residente in Friuli. Qualche friulano a livello presidenziale. Tenete conto che se siete di centrodestra avete a vostra disposizione il voto disgiunto per andare a sostenere eh, il vostro candidato meno peggiore, eh, anche per quanto riguarda il Consiglio regionale, anche se appartenente a una parte diametralmente opposta rispetto a quella che andate a optare per